Dalla Filarmonica, in questo caso lo abbiamo organizzato Filarmonica e Associazione Corde Libere, e veramente sono molto emozionato perché oggi abbiamo invitato sono molto emozionato perché questa sera abbiamo invitato un personaggio molto importante. Ecco, io da qualche anno sto cercando di far diffondere lo strumento, proprio il mandolino, nel territorio reggino. E uno dei maggiori rappresentanti. Mi sentite? Allora, dicevo, abbiamo invitato uno dei maggiori rappresentanti del mandolino, di questo strumento in Italia, che si impone sul territorio nazionale ma anche internazionale. Lui è l'insegnante del Conservatorio di Salerno e ha fatto tanti lavori molto importanti, ha collaborato insieme a tanti artisti di fama, di chiara fama nazionale e internazionale, e dire quelli più conosciuti popolarmente, con la nuova compagnia di canto popolare, Sergio Bruni, Roberto Muro, però questo per quanto riguarda proprio questo campo di azione, ma lui è anche un concertista, proprio nei giorni passati è suonato a Messina, ha fatto un repertorio di musica antica e non mancano anche le sue sperimentazioni, i suoi arrangiamenti, la ricerca di nuovi suoni per reinterpretare brani famosi, di gruppi famosi che escono proprio dal campo, almeno di quello che si conosce solitamente, appunto classico del mandolino, che infatti una sua produzione recente è un rifacimento dei brani dei Pink Floyd, quindi insomma spazia da una parte all'altra del pubblico. Quindi sono contentissimo, lo invito il maestro Mauro Squillante e do naturalmente la parola a lui. Grazie, mi avevo chiesto di non spendere tante parole, siamo in tempi di Google, non basta mettere il nome e il cognome perché poi escono le cose e quello vale come curriculum. Suono da tanti anni, quindi veramente ho fatto tante cose,
e una dall'Unità d'Italia in poi, legati ad avvenimenti politici borboni a Napoli, Savoia in Italia, le prime regine suonavano il mandolino. Questa cosa, sia allora sia prima che poi, ha creato delle vere mode dello strumento che praticamente hanno fatto sì che il mandolino si suonasse in tutte le cose e anche in tutto il mondo. Questo strumento è associato a Napoli, io sono napoletano, però vi assicuro che è uno strumento che ha tanta identità come sono i posti che si suonano. Se andate negli Stati Uniti e vi spiegate all'americano che il mandolino è napoletano, vi dite ragazzi. Quindi ognuno lo strumento l'ha fatto proprio. E torneremo qua poi in seguito a fare un concerto tutto di musiche calabrese. Ci stiamo lavorando. E no, ci sentiamo subito. Vi dico velocemente cosa stiamo per suonare, adesso non vi devo fare tante ore. Il primo brano è Santarello, ci sono dei programmi. Ok, allora Santarello del Fede Carace, è da napoletano, il secondo periodo e ci basta. Il pezzo successivo invece è una Rossignani di Paolo Monier, il mandolinista attivo a Firenze, che praticamente in questa composizione tratta vari temi tratti dalle opere di Giorgio Rossini, secondo un costume dell'epoca che è stato molto importante nella divulgazione della musica lirica in Italia, perché con l'Unità d'Italia il primo l'identità nazionale si è creata intorno a un genere musicale che era quello dell'opera, ma non perché gli italiani avessero i soldi per entrare in teatro e pagarsi ma perché le orchestre di mandolini insieme alle bande portavano quel repertorio fuori nelle piazze nei salotti e quindi poi due pezzi di Gabriele Leone che era un mandolinista del Settecento, appartiene quindi al primo periodo dello strumento. I suonevo di mandolini, c'è una sorgente e poi dopo si va avanti. Noi siamo la seconda parte con l'orchestra, quindi il maestro con spiegare questa. Grazie. Soltanto una piccola raccomandazione su vedete, senza mitigazione, vi chiediamo cortesemente il silenzio e i cellulari, per favore, poterli silenziare. Grazie.
La seconda parte del concerto sarà affidata all'Orchestra Plettro Città di Reggio Calabria. Dirigerà il maestro Giuseppe Maira.
Allora, concludiamo questo concerto, una novità, diciamo, per questo territorio, perché di queste ensemble non se ne sono mai viste. Quindi siamo orgogliosi di avervela presentata. Vero. E grazie al maestro Mauro Squillante. Concludiamo questo concerto con un brano molto molto popolare. Non lo presento, ma lo conoscerete tutti sicuramente. Secondo valzer.
Il maestro Giuseppe Maira, il maestro Mauro Spillanti. L'orchestra Plettro, città di Reggio Calabria. Allora vogliamo ringraziare naturalmente, oltre i maestri, oltre i ragazzi che hanno suonato, i musicisti, vogliamo ringraziare chi ci ha ospitato, ovvero la parrocchia di San Giorgio, nella persona del parroco Don Nuccio Cannizzaro. Se c'è Don Nuccio avremo piacere a sentire qualcosa. No, c'è, non lo vedo. Va bene. Allora vi lasciamo con... C'è Don Nuccio? Dove andare? Va bene. E vi lasciamo con un ultimo brano, un piccolo bis di Astor Piazzolla.
un ultimo avviso, giorno 10 maggio con la Filarmonica vorremmo omaggiare tutte le mamme, dedicate alla festa della mamma il 10 maggio, e domenica mattina alle ore 11 con il complesso bandistico Euterpe a Piazza Italia, quindi a 2 passi da qui. Quindi vi aspettiamo. Grazie. Sì, c'è Claudia che canta. Claudia? Claudia. Grazie Gianni, grazie. Accaramo. Zio Duri. Accaramo. Ciao. Alessandro. Ciao Guagnaro. Mi pare un mese da 27. Ogni volta mi becca. Ma io pure gli sì, che voglio che venga. Ciao, mi stai... No, perché mi ritrai ogni volta quando parlo? Ciao! Bella serata, bella serata. No, fatti vedere. A posto Salvatore. Il ripreso tu a posto. Posto, sì. Postissimo. Sono Telecasa, non sono RTV, Telecasa. Bravissimo. Ciao, ciao. Il numero 1, non so bene. Oh, finalmente. Vai pure tu, Gabriela. Dov'è
Gabriella, vieni qua. Vai! Gabriella, vieni qua. Ok! Per favore, puoi riprendere quel punto che c'è quella signora che si nasconde sempre. Quale signora? No, l'ho già ripreso. No, Sì, dai. sono un soggetto proprio che si è rimasto. È modesto. Arrivederci, ciao. Ciao Salvatore. Ma io sono specialista in primi piani, E poi mentre gli altri fanno prime trombe. io pure sono per i primi piani. Ciao E Anna. poi, Ciao. poi aggiustala però. Mi raccomando. Ciao Anna. Non sono telereggio, Non sono sei telecasa. Non sei sei delle Marrari. Telecasa. Ah sì. Ok. Grazie, vieni.